non c'è un pentimento, ci aspettavamo altri risultati. E noi abbiamo scelto convintamente Crocetta perché lo ritenevamo l'uomo giusto e potrebbe ancora esserlo per rinnovare il modo di guidare la Sicilia. E i risultati purtroppo ci danno una disoccupazione crescente in Sicilia, tutti gli indicatori economici sono in difficoltà, soltanto il turismo cresce di alcuni punti in percentuale, per cui io ho proposto al Presidente Crocetta, considerata la guerriglia che c'è all'interno del PD, che se lui vuole avere un'interlocuzione diversa col governo nazionale, con Renzi, che immetta nella giunta di governo tutti i segretari politici che lo appoggiano e i segretari dei movimenti, cioè noi non possiamo assistere che su ogni argomento in discussione ci debbano essere giornate intere, se non settimane, se non mesi di trattative inconcludenti e poi l'assemblea è libera. Io credo che per esempio se ci fosse la presenza di Raciti, segretario regionale, e degli altri segretari nel governo si accorcerebbero i tempi della intermediazione improduttiva e si determinerebbero anche nei confronti del governo Renzi condizioni di agibilità politica che oggi non ce l'ha. Crocetta difende questo governo, che poi è un governo pur appoggiato dai partiti e movimenti, è un governo tecnico, sono tutti tecnici e io credo che sia anche un motivo della sconfitta in molte città, perché quando la tecnocrazia si sostituisce alla politica non credo che ci possano essere risultati. Io ho visto per esempio che in questa zona l'azione di Crocetta non è stata molto produttiva, nel senso che non vedo miglioramenti rispetto a 3 anni fa.